Buonasera a tutte e a tutti, grazie di essere qui con noi. Vi ricordo che questa serata sarà registrata, quindi sarà riascoltabile dal sito della Biblioteca Provinciale, come tutte le iniziative degli ultimi 23 anni, sono circa 800, quindi abbiamo un bel patrimonio documentale. Poi però in questa occasione abbiamo anche una diretta Facebook con 2 canali e quindi sarà possibile rivederla e riascoltare anche attraverso il sito della Società Dante Alighieri di Bolzano e della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta, che sono partner questa sera come in tante altre occasioni per realizzare questo bellissimo evento. Infatti ringrazio la Società Dante Alighieri e ringrazio i nostri ospiti che sono qui con noi questa sera. Ecco, il nostro eroe, perché io lo chiamo così, mi scusi la confidenza, è un nostro eroe, Gherardo Colombo, ha fatto della sua professione, della sua professionalità, ma anche del suo credo un impegno civile, e dicevo prima anche i podcast che sta realizzando e che ha realizzato sono veramente utilissimi e piacevoli e importanti da ascoltare. Vi invito ad ascoltarli perché sono molto interessanti. Ringrazio Licio Di Biasi, che conosco da tanti anni, attiva anche nell'AMPI e che appunto non a caso ha contribuito anche alla realizzazione di questo libro che vedete anche proiettato qui dietro. Volevo ringraziare anche un attimo, se mi permetti, la nostra carissima Mirka Passarello, che era preside all'epoca, eccola qui con noi, sì, preside delle scuole Manzoni, e che è stata tanta parte in questa idea del progetto. Bene, io lascerei adesso la parola anche alla nostra presidente della Società Dante Alighieri. Vi ricordo che insieme abbiamo un intento, ovvero che è quello di promuovere la lettura, di promuovere la cultura. La biblioteca è diciamo, la base operativa di tutti questi grandi ideali, e soprattutto è un'occasione straordinaria che avete tutti, che abbiamo tutti, per costruirci un percorso e soprattutto formarci delle idee autonome e libere. Ecco. Direi che di solito, come sapete, la Biblioteca Provinciale ha degli appuntamenti, ogni martedì e ogni mercoledì ci troviamo. Se siete curiose e curiosi, abbiamo fuori dei segnalibri con un promemoria. Quello che vi volevo segnalare è venerdì l'incontro con l'ex sindaco Renzo Caramaschi e il suo nuovo libro, un giallo, ecco, un poliziesco, ecco, quindi ha sperimentato dei nuovi sentieri anche lui. Bene, grazie e a te la parola. Grazie. Grazie Valeria, da questa amicizia ma anche da questa alleanza tra la Dante Alighieri e la Biblioteca Provinciale Claudia Augusta è nato il presidio letterario, quindi insieme siamo presidio letterario della Società Dante Alighieri, che si occupa anche dei premi Strega e di tantissimi altri premi, e siamo insieme anche nel bando del nostro concorso letterario, quel premio letterario Città di Bolzano, che quest'anno è la seconda edizione, grazie anche ai lettori della Biblioteca Claudia Augusta. Ma stasera abbiamo qui una delle figure più importanti della magistratura italiana, che a sua volta ha creato generazioni, ha preparato generazioni di magistrati. Non faccia il modesto, che no? Era nel Pullman Pulite, e lui insomma sa e sta insegnando, perché è una persona di grande e profonda cultura, si sta dedicando alla divulgazione di quella che è la vera cittadinanza consapevole, il rispetto delle regole, della giustizia. Lo sta facendo con grande passione. Ha pubblicato questo libro insieme a Anna Sarfati e Alicia Di Blasi, l'insegnante che è nostra socia, appassionata a queste tematiche e che ci ha aiutato a far arrivare il dottor Colombo qui. Questo libro sono stato io, e anche quest'altro libro, La giustizia italiana in 10 risposte, li troverete in vendita, c'è la libreria Cappelli dopo, e gli autori saranno pronti per il firmacopie, ecco, quindi questi li lascio qua. Quindi sappiamo che non esiste una vera società se non esiste il rispetto delle regole, e questa sera sentiremo dalla loro viva voce che cosa ci stanno portando avanti. Io vi lascio il microfono, grazie. Dico una cosa e ti passa.
Sì, no, prima di passare il microfono a Licia, che comincia lei, perché poi la vera artefice del libro è lei, nel senso che il libro racconta di un esperimento di cui ci parlerà. Niente, volevo dirvi che sono molto contento di essere qui, ringraziarvi tutti perché ci siete anche voi e speriamo di passare... A che ora volete andare via voi? Più o meno. Ecco, un tempo indefinito di passarlo bene insieme. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Sì, questo è il libro racconta... Sì, fra un po' infatti mi alzo. Come ti alzi tu? Non riusciamo a stare seduti, lo sapete. Allora, riguarda la storia di una classe che ho voluto fortemente si mettesse in gioco sulle regole. Praticamente il fatto di avere delle regole condivise per me era molto importante. Volevo capire se anche i ragazzi le condividevano con noi o ne avevano delle altre ancora migliori, che può essere, e infatti così è stato, tra l'altro. E ho tirato scemo tutti. Praticamente ho cominciato dalla mia dirigente, che è lì, poi dai miei colleghi meravigliosi che mi hanno seguito, poi sono andata a parlare con la segreteria, poi sono andata a parlare con i custode, i bidelli, con i genitori, chiedendo loro che parlassero con i nonni, perché era importantissimo. I ragazzi erano chiamati, secondo la mia idea, a costruirsi una costituzione di classe, quindi a creare loro le regole. Si dovevano creare le regole e senza nessun aiuto. Non potevano chiedere a noi adulti, a noi insegnanti, dovevano veramente arrangiarsi. E quindi gli ultimi sono stati i ragazzi. Ho chiesto ai ragazzi se volevano fare questo lavoro e i ragazzi mi hanno detto di no. Me lo sognassi proprio, Matilde è qui presente, una di quelli loro. E la prima risposta è stata no, non se ne parla proprio, non esiste. Cioè, tu non ci aiuti e allora non lo facciamo. E io ho detto sì, non me lo perdo, sono lì, sono in... Dove devo andare io qua? Posso muovermi, fare cose? Non me lo perdo, naturalmente sto alla cattedra e intervengo solo e unicamente se vi ammazzate. E questo è stato l'inizio. Poi alla fine hanno ceduto, perché si sa che quando un insegnante vuole qualcosa lo fa, lo ottiene. Hanno litigato per tutte le prime lezioni, avevano uno spazio dedicato, avevano delle possibilità, si sono messi in cerchio, hanno cominciato a fare come avevano imparato a fare, in realtà, già da qualche anno, perché questo lavoro l'abbiamo iniziato in una quarta elementare. E poi hanno cominciato a ragionare sulle regole che volevano, però se le imponevano, litigavano, non sapevano cosa fare. Alla fine, dopo 3 lezioni, se ne è alzato uno e ha detto no, non andiamo da nessuna parte a meno che non cominciamo a fare le regole dell'assemblea. Se non ci mettiamo d'accordo su quello che dobbiamo fare, non potremo andare avanti, non le possiamo fare le regole. Bingo, cioè io avevo vinto già, perché per fare le regole servono altre regole e questo era fondamentale. Hanno lavorato un anno intero sulle regole dell'assemblea, prima di tutto, ma hanno cominciato proprio dall'inizio. Entriamo in classe, abbiamo bisogno di metterci in cerchio, dobbiamo fare così, dobbiamo fare colà, cioè in pratica avevano tutte la loro regolamentazione. Quando hanno finito di regolamentarsi, hanno iniziato a fare davvero le regole della classe. E lì c'è stata un'apoteosi perché hanno cominciato a lavorare su regole semplicissime che ricordavano le regole degli insegnanti, ma in qualche modo ne erano diverse. Ed erano diverse perché erano loro.
A quel punto hanno iniziato anche ad avere un sacco di problemi di riflessione, no? Cioè dicevano: ma come? Stiamo facendo le regole e non riusciamo a obbedire neanche alle nostre stesse regole? E infatti hanno cominciato a scrivere a lui e a dire: ma questa cosa è normale, succede anche agli adulti, ti ricordi? E quindi abbiamo cominciato a corrispondere. Poi Anna Sarfatti passava di lì e quindi anche lei ha partecipato ed è nato questo libro. È un libro che vi consiglio di leggere perché è simpatico. Tra l'altro non è più finita con questo libro, nel senso che noi abbiamo ottenuto un risultato pazzesco. Ci siamo accorti che i ragazzi basta dare loro fiducia e i bambini, perché sto parlando di bambini, a qualsiasi età, e adesso vi dirò perché in qualsiasi età, sono assolutamente in grado di gestirsi e di produrre delle cose meravigliose, pazzesche, però dobbiamo dare loro fiducia. In questo momento io sto facendo un lavoro con una mia collega amatissima in una prima classe. Questo stesso lavoro, più o meno, stiamo ragionando di regole e vi assicuro che questi ragazzi stanno producendo delle cose incredibili. Ne parlavo prima con Gerardo. Delle regole assolutamente chiare, comprensibili, riflessive, pazzesche, e sono in prima, riescono ad organizzarsi in una prima, sono riusciti, ma non è una prima facile, vi assicuro che non lo è per niente, eppure riescono ad organizzarsi, si sono organizzati in modo autonomo nei lavori di gruppo. Le colleghe che sono qui sanno che cosa sto dicendo. Cioè cambiare i banchi, muoverli, copiare un cartellone, produrre un cartellone con delle regole, copiando una parola alla volta e cancellando ogni volta la parola già copiata, un bambino alla volta. Sono venuti dei cartelloni meravigliosi, sono poliedrici, ci sono tutte le scritture di questo mondo. E adesso stiamo ragionando sulle punizioni. Ma servono davvero le punizioni o basta che glielo diciamo? Il bambino che si è dimenticato la regola, gliela ricordiamo e lo convinciamo. E non possiamo dare le regole, sapete perché? Dare delle note, sapete perché? Questa è di ieri mattina. Non possono dare le note perché non sanno ancora scrivere in corsivo. Sì, volentieri. Ma io, mentre parlava Alicia, proprio mi veniva da pensare, volevo dire, qui ci sono 2 o 3 posti liberi, se qualcuno che sta in piedi volesse venire a sedersi, si siede. Se invece preferisce stare in piedi, sta in piedi. Intanto io mi alzo, perché preferisco. Però alzandomi ho la luce negli occhi, ho visto che la telecamera è lì, quindi anche se sono qua va bene lo stesso, no? Credo. Bene. Sì, stavo pensando che magari a proposito di regole noi avremmo da imparare molto, noi adulti, da imparare molto dai bambini. Sì, perché i bambini sono dei facili produttori di regole, nel senso che pensate quanti giochi si inventano. E inventare un gioco vuol dire inventare le regole del gioco. E generalmente quando inventano un gioco poi le regole di quel gioco le seguono. E noi facciamo un pochino più fatica sia a metterci d'accordo nel fare le regole. Possiamo prendere la vita anche un pochino come un gioco. Forse è proprio un gioco per tanti aspetti, delle volte crudelissimo. Ma quante cose le prendiamo come se fosse un gioco, io mi immagino. Il gioco di schiacciare il bottone rosso che fa partire
il missile nucleare. Ecco, imparare dai bambini tante cose, perché siamo stati bambini anche noi. E tante cose le abbiamo dimenticate, quindi si tratterebbe proprio di ravvivare la nostra memoria. Perché molto spesso le regole le facciamo, ma io ho dei libri, cioè cosa faccio qua? Nel senso, vado avanti a parlare... Parli di regole. Regole, cosa sono le regole? Del libro ha parlato Alice, hai parlato tu un po'. Io posso entrare un pochino di più. A un certo punto, cosa è successo? È successo che i bambini avevano delle domande e io sono stato coinvolto per rispondere a queste domande, giusto? Mi ricordo bene? Anna invece ha fatto lei le domande. Sì, certo. I ragazzi hanno risposto. È stata un'esperienza molto bella, perché è stato proprio un percorso, no? Questo cominciare con il no, ma perché dobbiamo fare le regole? Dai, che barba fare le regole, no? Ecco. Senza accorgersi che in effetti di regole ne fanno un sacco, no? Perché noi molto spesso, quasi sempre, le regole le identifichiamo primo con l'obbligo e secondo con la conseguenza, la sanzione, la punizione. E quindi, insomma, fare delle cose che ti obbligano e che se le violi vieni punito non sembra essere proprio la fine del mondo. E allora c'è questa posizione iniziale, no? Ma fatele tu le regole se vuoi, alla fine, no? Poi entrano nella logica e hanno bisogno di fare un percorso per capire come si fanno le regole. Che noi adulti, invece, molto spesso, le regole me le faccio io e poi le impongo agli altri. Questo aspetto della condivisione è un aspetto basilare. Impariamo da loro. Che attenzione, perché per condividere non si può essere radicali, non si può essere estremisti. È necessario l'altro sentirlo. È necessario questa parola, ascoltare. E noi adulti non siamo tanto capaci di ascoltare. Proviamo a vedere, magari chi lo sa, qui invece tutti quanti molto attenti, perché insomma stiamo parlando di regole, eccetera, ma anche soltanto in famiglia, tra marito e moglie. Ma quante volte, parlo anche di me, succede che ci si parla sopra? Se uno parla sopra le parole dell'altro vuol dire che non sta ascoltando. E ci succede perché ci immaginiamo, noi spesso, spessissimo, ci confrontiamo con noi stessi, con l'immagine che noi ci siamo creati dell'altro. E allora diventa difficile, diventa veramente molto difficile. E quindi le regole le vediamo come imposizione perché poi di fatto diventano imposizione. Anche quando, come nella nostra Costituzione, sono, io direi, ad evidenza delle istruzioni per l'uso. Per le regole poi sono quella roba lì, le istruzioni per l'uso. Poi magari le differenze sono macroscopiche sotto il profilo così del campo di applicazione, sotto il profilo delle conseguenze e così via. Ma le regole sono come la ricetta per la torta. Se voglio fare la torta devo, attenzione, questo devo nel senso che è necessario, perché è una parola che può generare confusione, no? Devo. È necessario, se voglio fare la torta,
è necessario che segua la ricetta. Ecco, la nostra Costituzione è sostanzialmente una ricetta. Vediamo un po' che cosa viene fuori dalla applicazione della ricetta Costituzione. Lo chiedo a voi se c'è qualcuno che ha voglia di rispondermi, se no interrogo e do i voti. Vediamo un pochino se c'è qualcuno. Che cosa viene fuori? Cioè la Costituzione serve a fare che cosa? È la ricetta per fare che cosa? A disciplinare la società. Ma disciplinare la società, vede, ci sono le torte di mele, le torte di pere, le torte al cioccolato, la sacra. In modo ottimale, diciamo, no? A disciplinare la società in un modo ottimale. Dandoci delle regole fondamentali che non possono essere violate. Sì, ma perché? Perché altrimenti dovremmo tutti andare di nuovo sull'isola deserta e vivere ognuno secondo i propri principi senza avere più la capacità. A me piace mettere alla prova proprio i fatti. Ecco, alla prova, proviamo a mettere alla prova questa affermazione. Prima del 1945 le donne in Italia votavano. Prima del 1893, credo che fosse, le donne nel mondo votavano. Dico 1893 perché credo che il primo suffragio universale sia stato introdotto in Nuova Zelanda, se mi ricordo bene, nel 1983. Ecco, le donne votavano. Cioè la società si è organizzata per millenni e quelle, non tante volte in cui si votava, comunque le donne erano escluse dal voto. Ma per dirne una, no? Prima della nostra Costituzione, la discriminazione, cioè trattare in modo diverso le persone a seconda del genere, della lingua, della religione, dell'etnia, era considerata positiva o negativa? Era considerata positiva. Allora, se guardiamo la storia, sembra che la regola dello stare insieme sia discriminazione. La società si organizza attraverso la discriminazione. Noi abbiamo passato il fascismo, che era molto, molto marcato in questo senso, ma non è che prima del fascismo le donne votassero. Buonasera. Sono sicuro che lei è la più giovane di tutti. Come era la più giovane di tutti chi nell'assemblea? Teresa Mattei, 25 anni, aveva soltanto qualche anno più di lei. Era più vicina a lei come età che non a me. Ma di molto. Voi ridete poco. Bene, no, era riferito a me, non a voi. Voi siete tutti giovanissimi, però avete qualche anno più di lei. Ecco, allora, vediamo un pochino, no? Perché era una ricetta anche quella, evidentemente è una ricetta che è durata chissà quanto. La società si organizzava gerarchicamente, chi sta in alto comanda, chi sta in basso obbedisce. La prego. Le ricette si evolvono anche col gusto delle persone. Sì. Possono diventare meglio o anche peggio, purtroppo, o peggio. Questo... Mi spiace, mi scusi, se ho urgenza perché ho un caldo dell'altro mondo, posso togliermi? No, certo. Grazie, prego, vado avanti. Per cui una ricetta può diventare anche molto peggio, questo è il problema eventualmente, no? Sì. Vediamo un po'. Poi... Certo. Ma come dice che siamo passati dalla torta di pere alla sacra? Ma secondo me è una questione di ingredienti a disposizione anche. Cioè? Dipende da dove... Che interessante. Dipende dove vivo. Se io sto dove si produce il cacao, magari faccio una sacra meravigliosa, ma se non ho le mele non posso fare una torta di mele. Qui si
producevano le leggi razziali. Si sente, voi che siete lontani, fate un cenno. No, è chiaro che quella delle ricette è una metafora, no? È ovvio, no? Ecco, per cui, ripeto, come dicevo, le ricette possono anche peggiorare qualche cosa di buono. E qui bisogna starci molto attenti. Cioè, lei dice che la Costituzione... Scusi, Prego. Lei dice che la Costituzione peggiora? È una ricetta? Guardi che è arrivato un altro microfono, ci salva la vita. Dicono che la nostra sia la più bella... Pronto? Sì. Dicono che la nostra sia la più bella del mondo, infatti l'hanno fatta delle persone che adesso ce le sogniamo, sì, se posso dirlo. Comunque, ripeto, toccarla è pericoloso, bisogna vedere come la si tocca. Certo. Ecco, questo volevo dire. Ecco, lei diceva, insomma, dipende dalle contingenze. Sì. Magari anche è vero, troviamo queste contingenze. Lei pensi di essere che sta facendo l'esame di laurea? Sì. Vado avanti. Innanzitutto me la faccio sotto, innanzitutto. quello ci sta. Passiamo. Adesso ne ho due, il Mondovisione. Prego. Io porrei una domanda a lei. Sì. E se la Costituzione fosse un modello a cui tendere, da vivere giorno per giorno, da vivere nelle istituzioni, da applicarla, sì, perché ma sappiamo che poi allora il discorso delle regole può essere anche un discorso indiretto rispetto a questo ma quadro. noi ci stiamo chiedendo perché. Io quello che vi sto chiedendo è perché la Costituzione, perché quella ricetta lì? Cioè, è per sapere la ricetta a che cosa tende. Per sapere il perché bisogna vedere il risultato della ricetta, no? Perché il risultato è di una lunga storia dietro. Sì, ma cos'è questo risultato? Cioè anche la torta di mele è il risultato di una lunga storia. Il risultato Aspetti un attimo, democrazia. non mi parli sopra perché sennò vuol dire che non mi ascolta, ok? E vede com'è difficile per noi adulti, magari anche per i bambini, però anche lei che lì è sulle spine. È una bella attesa. Vede, attenzione, no? Anche la torta di mele ha una lunga storia. Però noi sappiamo individuare la torta di mele. E per parlare di torta di mele non guardiamo la storia, guardiamo a quel che ci ricordiamo noi della forma e del gusto, giusto? Poi se vogliamo andiamo a vedere dentro gli ingredienti. Ecco, la Costituzione è la ricetta che serve per fare che cosa? E vabbè, ma le leggi le possiamo fare in 100.000 modi diversi, cioè qual è l'elemento? Scusate, ma io sono un po' iracondo ogni volta, qualche volta, ogni volta è freudiano. Dico... E quali sono i principi fondamentali? Abbiamo visto che come principio fondamentale nel corso della storia, c'è stata la discriminazione. Attenzione, perché è una roba... Qui ci sono un sacco di uova per terra. Noi stiamo camminando sulle uova, voglio dire. Bisogna stare molto attenti, perché è un terreno molto scivoloso, soprattutto se le uova si rompono. Sì, prego. Sì, ma io faccio apposta. Scusi, prego. Allora, non so se funziona, ma penso sì, funziona. Costituzione è un nome, sì, è un termine. Sì. Non c'è un giudizio morale nel termine Costituzione. Sì. È un insieme di regole, di norme. Sì. Non più di regole, ma di norme. Sì. Nel percorso storico, sì, direbbe Hegel, dello sviluppo dello spirito umano, sì, noi possiamo riconoscere sì, un tema che è quello dell'inclusione, sì, della progressiva inclusione, sì, come un valore. La Costituzione ateniese dell'epoca di Pericle era considerata una Costituzione straordinaria, storicamente l'è considerata ancora. Non era inclusiva. Per niente. Le donne, gli schiavi, i giovani, eccetera.
Oggi noi abbiamo una Costituzione che è nata tra il 46 e il 48 e che si sforza di essere il più inclusiva possibile, perché al valore democrazia è stato associato un altro valore che significa inclusione. Democrazia è inclusione. Posso chiederle perché? Sì. Prego. Perché demos significa popolo. No, veramente significava un'altra cosa, ma noi diamo il significato di popolo. Sì. Società formata da popolo. Se vogliamo che questo potere condiviso, mediato... Posso interromperla un attimo? Perché ha detto una parola. Se vogliamo, perché lo vogliamo? Perché è giusto. No. Perché moralmente... È giusto, attenzione. Secondo me le cose ci sono soltanto se possono essere spiegate. Attenzione, aspetti un attimo, perché se noi diciamo è giusto, compiamo un atto di fede. Io vorrei che dimostrasse che è giusto. Ecco, allora, è giusto, bisogna saper, come dire, espandere. Sì. Il problema della morale, da cui nasce il giusto e il meno giusto, è una scelta umana, è una scelta data proprio dalle nostre aspirazioni, dal nostro desiderio di includere, di essere persone che rispettano gli altri. Questa è la mia risposta, nasce da questo. Ma allora io le faccio una domanda, poi torniamo che ci siamo tutti, perché sennò facciamo un dialogo. Però è interessante. È interessante perché parla lei, il mio quarto d'ora di notorietà. Attenzione, sì, insomma, sì, chi parla dice guarda che belle cose interessanti che però, vede, questa affermazione è giusto. Guardi che la giustizia è stata l'opposto per il corso dei secoli. Certo. Allora, com'è che a un certo punto ci salta fuori che oggi è giusto quel che è stato sbagliato? Perché l'inclusione, sì, dei miei amici. L'inclusione dei miei simili. Inclusione democratica, progressiva. È stato sempre il contrario. Allora, come facciamo a dire è giusto? Com'è che facciamo a dire è giusto? Lei dice è giusto. Io non sono per le cose che non si possono dimostrare. E se voglio andare a vedere una dimostrazione su base storica, è ingiusto. O inattuata. Inattuata cosa? La giustizia. No, inattuata la giustizia continua a essere un atto di fede. Se durante la storia è stata giusta la discriminazione, e soltanto da un centinaio d'anni la discriminazione la consideriamo ingiusta, magari avevano ragione loro e non noi. Adesso però chiudo, perché sennò monopolizzo, chiaro. Però mi lasci solo questo piccolo spazio. Sì. La considerazione di ciò che è giusto o non è giusto è una questione morale, non coinvolge tutti, è una questione di crescita morale. Noi in Piazza Tribunale abbiamo una frase che andiamo a visitare spesso come insegnante. Nessuno ha il diritto di ubbidire. Questa frase di Hannah Arendt è la crescita personale, critica, di fronte a regole che io considero ingiuste. Antigone è l'antenata di tutto questo. Perché le considera ingiuste? È questo qua che è una risposta che non ha. No, è una risposta che non ha. Io gliel'ho chiesto e non ce l'ha. E vediamo se qualcun altro mi dà la risposta. La risposta è, alla fine, a cosa tende la Costituzione? A cosa serve la ricetta Costituzione? Arrivo, A cosa serve? Ecco che con una rapidità incredibile. Posso? Sì. Serve a difendere i diritti dei cittadini e la libertà dei cittadini. Sono qua.
Sì, un'altra volta, mi scusi, serve a difendere i diritti e la libertà dei cittadini perché, visto che il mondo è andato sempre dall'altra parte. Mi scusi, lei che è una donna, è stata sottomessa sempre. Appunto. E adesso perché invece no? Perché invece no? Perché no? Perché dal 1946 in avanti sono 80 anni, no? E perché dal 1946 in prima, sì. Perché si prende consapevolezza dei propri... si prende consapevolezza... In che senso? Di se stessi, dei propri diritti e della propria libertà che vanno tutelati. Ma il mondo è funzionato sempre così. Vero? Secondo me, non vorrei essere così presuntuoso o qualcosa del genere, ma forse vi scappa qualche cosa. Proviamo a pensarci tutti quanti insieme. Scappa qualche cosa? Oh, lei dice ne abbiamo viste troppe. Ne abbiamo viste troppe. Tutte le torte che abbiamo fatto non erano più appetibili, non funzionavano più, non ci sfamavano più. Era ora di cambiare torta. Per cambiare torta... vuole ripetere tutto perché è importante, senza microfono. Di cambiare torta? Sì. Dicevo, appunto, ne abbiamo viste troppe. Ne abbiamo viste troppe. Allora io le faccio una domanda. Sì. È questione di morale o di esperienza? Di esperienza. Esperienza di vita. Qui è ora, lì è ora, in quel momento, dopo una guerra, dopo più guerre, dopo la Shoah e non solo, dopo. Ci dimentichiamo tutti una cosa, che secondo me è fondamentale. Prego. Dopo l'atomica, certo, sì. Nella guerra ci mettevo pure l'atomica e tutto quello che... No, perché l'atomica, poi sì, non la interrompo più. Ecco, l'atomica allora, è importante, ecco, sì. Poi vediamo perché. Okay. Allora ecco, ogni torta fatta non sfamava più. E non sfamava più per tante persone, quello è il punto. Non una o due, non solo le donne che non ne potevano più, non solo i soldati che andavano al fronte, ma i civili che erano stati bombardati, gli ebrei, gli zingari, i disabili, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi basta. Cosa si può fare? Non se ne poteva più. Un'altra torta. E quindi... I padri costituenti forse hanno detto mettiamoci intorno a un tavolo. Un'osservazione. Sì. E quindi la morale cambia. L'esperienza ti porta poi a modificare anche le leggi e anche la morale che sta dietro le leggi. E se cambia la morale cambia il senso del giusto. La discriminazione quindi non è più immorale. Cambia il senso del giusto. È come dire che in altri fino al 90 gli omosessuali erano una malattia, poi cambia che cosa? La morale, no, cambia la legge, non è una malattia l'omosessualità e allora anche la morale nei riguardi dell'omosessuale cambia, perché è cambiata la norma e è cambiato la percezione di cambia la norma perché cambia che cosa? Perché cambia l'esperienza. E continuando a fare questo paragone tra la torta e la Costituzione, chi ha scritto la Costituzione si è trovato davanti alla constatazione che quel che veniva servito fino allora era tossico. Sì, era tossico. E ha detto, insomma, dobbiamo cambiare ricetta perché sennò qua moriamo tutti. Bomba atomica. Bomba atomica, noi non ci facciamo tanto caso perché siamo sempre il centro del mondo. Però per loro è stata una cosa molto diversa rispetto a noi. Perché? No, un'altra cosa. Vedete quanto siamo centrati su di noi? Era impensabile. Perché prima non c'era. Quando sono nato io, che sono forse più vecchio qui, la bomba c'era già. E per me è stata una cosa, tra virgolette, naturale, me la sono trovata qui. Ci sono i terremoti? Sì, c'è la bomba atomica. Ci sono le pandemie? Sì, c'è la bomba atomica.
Per loro la bomba atomica c'era? No. Per loro la bomba atomica non c'era, se la sono trovata lì un giorno, prima del 6 di agosto del 1945, per distruggere una città. Ma cosa bisognava fare? E forse, durante tutta la Seconda Guerra Mondiale, nessuna città è stata, forse destra, è stata distrutta completamente. Berlino, quanto è stata bombardata Berlino? Dresda Sì. è stata bombardata. Certo, ho detto forse Dresda è stata annullata. Quanti abitanti di Dresda si sono salvati? Ma tanti. Sì, perché il primo bombardamento scappi e fai quello che succedeva un pochino da tutte le parti, la gente andava a vivere fuori dalla città. Poi, vabbè. Il 6 di agosto scoprono che è stata creata un'arma che in un colpo solo distrugge tutta la città e ammazza tutti quelli che ci sono dentro. Secondo me è stato, un elemento molto, molto rilevante per far vedere che la ricetta era sbagliata. E la domanda è stata, io credo, magari inconsapevole, come possiamo salvarci? Quella ricetta che usavamo prima, discriminazione, e produce un cibo velenoso. Continuiamo a mangiare quello, basta, moriamo. E allora bisogna cercare qualcos'altro. E questo qualcos'altro è il riconoscimento della pari dignità di tutti. È lo strumento attraverso il quale non autodistruggerci. Lo scopo è quello, vivere. Vivere degnamente. Degnamente in che senso? Poter avere una vita che non sia una vita lì, si sta come le foglie sugli alberi d'autunno. Non soltanto i soldati, ma tutti quanti. E allora è così la Costituzione. E, secondo me, se capiamo questo, magari ci viene un pochino voglia di osservarla. Perché non è che lo facciamo spesso, di osservare la Costituzione. Quante cose possiamo, a quanti articoli possiamo riferirci per osservare quanto, siamo un pochino refrattari. Perché, vedete, è la cultura millenaria e poi lascia i suoi segni in ciascuno di noi. Voglio dire anche me, perché poi sembrerebbe che io sia quello bravo, buono, eccetera, e non è così, siamo tutti posso dire condizionati dalla cultura. Non è vero. Cosa? Non è vero. Cosa? Lui è così. Ma non No. Vi faccio un esempio pratico. È stato portato a Milano da una nostra amica, una consocia di Sulle Regole, che è l'associazione di Gherardo Colombo, che poi non è lui, perché lo aiutiamo perché lui fa 300 incontri l'anno circa, quindi immaginatevi, non a caso è ridotto così. Oggi è arrivato a 20 anni. A 20 anni. È arrivato da Osimo, è arrivato da Osimo, domani mattina alle 5:12 parte per Roma, cioè tanto per farvi capire. E questa è la sua vita. Se andiamo avanti troppo perdo il treno. No. Allora, in pratica, una mia amica, appunto, che lo stava accompagnando ad una riunione a Roma, è passata con il giallo quasi rosso. E lui accosta, per favore, con te non vengo più.
Faceva la scena, sì, ma sei così, sì, sei così. Adesso sembra che sia il più cioè, stavo dicendo una parola che non si dice, dell'universo, no? Io scopro giorno per giorno la mia inadeguatezza nei confronti della Costituzione, perché non c'è niente da fare. Per esempio, la pazienza, l'ascolto dell'altro. È un po' di tempo che mi alleno, però, caspita, si fa fatica comunque. La capacità di evitare in modo assoluto, uso una parola forte perché forse un pochino meno, di umiliare l'altro. Perché è facile scivolare verso il lì. E delle volte ti viene in mente, devi proprio tapparti la bocca. Sì. Perché insomma ce l'abbiamo molto dentro, no? Sì, insomma non sarebbe nata la psicologia, la psichiatria, tutte queste cose se noi non avessimo questa fortissima tendenza verso l'ego. Io sono più importante di tutti. Questa insoddisfazione che abbiamo bene o male, manifesta o molto celata, tutti quanti verso il limite, verso l'impotenza. Noi non siamo onnipotenti e secondo me dà fastidio, magari consapevolmente, magari no, a tutti. Pensate, io invece di andare a Roma con il treno faccio così e sono a Roma, domani dormo fino alle 8, alle 7, perché poi mi sveglio alle 7. E nello stesso tempo poi, caspita, però devo dormire. Sì. E se dormo e mi viene sete non bevo, perché sto dormendo. Sotto certi profili, attenzione, perché è una roba tosta, quella che sto dicendo, noi siamo perseguitati dalla libertà. Perché la libertà è scelta. Adesso poi vediamo, ne parliamo, perché tanto io parto alle 5 e 12 domani. Sì, non sappiamo, perché diceva non sappiamo cos'è la libertà. Io credo di saperlo abbastanza. Libertà è scelta. Libertà è scelta. E la scelta comporta sempre una rinuncia. E caspita che fastidio ci dà. Che fastidio ci dà questo senso del limite, no? E quindi, tornando a quello che stavo dicendo, è altro che io, quello precisino, che sta attento all'osservanza delle regole. Anche quest'oggi ho detto al Signore non interrompere, poi l'ho interrotto. Sì, la regola è non interrompere, io l'ho interrotta, me ne rendo conto e sono lì che soffro perché... Sì. Sì, è così. E allora, caspita, è necessario riuscire a capire il perché delle regole per mettersi nella condizione di seguirle. E attenzione, perché notate che io parlo di regole, non parlo di leggi, perché magari le leggi sono sbagliate. E poi anche le regole, sì, quali? Quelle per semplificare, diciamo, giuste, quelle che servono a fare la torta, che è un pochino più preciso rispetto al giuste, quelle che servono a fare quella torta lì. Adesso sto facendo venire fame a qualcuno, forse. Quella lì, quella dello stare insieme senza avere la possibilità di un futuro.
che adesso poi, cioè, guardate che è un problema attuale molto. Io sto raccontando una fiaba, lei non si impressioni troppo perché... sì, la Costituzione va nel senso che è necessario osservarla perché altrimenti il nostro futuro è soltanto eventuale. Già è eventuale perché siamo esseri umani. E però se non osserviamo la Costituzione ci costruiamo noi la nostra fine. È per questo che va osservata la Costituzione. E perché è scritta così? Perché, come diceva la signora, a un certo punto hanno detto basta. E perché hanno detto basta? Perché hanno provato. Hanno provato. E hanno provato su se stessi, sulla loro pelle. Pensate, no? La più giovane era giusto Teresa Mattei, 25 anni. Lei, 25 anni nel 46, è nata nel 21. Nel 21 non ha vissuto la Prima Guerra Mondiale, però ha vissuto tutto il fascismo e ha vissuto tutta la Seconda. Ma quasi tutti quelli che hanno scritto la Costituzione, 556 persone, di guerre mondiali ne hanno vissute 2. E tra l'una e l'altra il fascismo. E poi qualche guerretta di qua e di là, no? Vai un pochino in Africa così a gassificare un po' di gente. Sì, gassificare o gasare? Boh. Vabbè, insomma, far quelle robe lì. Sì. Attraverso la loro esperienza hanno detto questa qua è una ricetta avvelenata. Non si può continuare così. E per quello hanno scritto questa roba qua, è perché è tutta lì la Costituzione. Tutte le persone sono degne come le altre. Ragion per cui qualunque differenza esista, qualunque particolarità, nessuno può essere buttato via. Zacchete, quanti vorremmo buttarne via? Adesso, secondo me, cioè, qualcuno sta cominciando, si porta avanti e dice io questo qua, se qualcuno lo ammazzasse sarebbe una bella cosa. Nemmeno quello lì, nemmeno quello lì, chiunque sia. No, vabbè, tu pensi, però qualcuno invece pensa al suocero, per dire. Sì, no? Sì, qualcuno pensa al marito. Sì, no, si vedono occhi che luccicano. Sì, qualcuno pensa anche alla moglie. Nessuno può essere buttato via. E allora poi tutte le conseguenze, no? La Costituzione è quell'affermazione lì. Nessuno può essere buttato via. Ragion per cui, se tutti siamo degni, allora l'Italia è una democrazia. Perché, sì, se qualcuno fosse degno e qualcun altro no, e se tutti siamo degni, pardon, la sovranità appartiene al popolo. Che attenzione, perché questa espressione, la sovranità appartiene al popolo, e forse andrebbe in qualche modo attualizzata. Perché nel 1946 il popolo era praticamente tutti, ce n'erano pochi gli stranieri, no? E gli stranieri che c'erano generalmente si trovavano in una situazione di privilegio, perché o erano ricchi o erano funzionari di altri stati. Adesso c'è uno scollamento notevole tra popolo e popolazione. Pensate quante persone ci sono che vivono e lavorano in Italia, pagano le tasse in Italia e però non possono votare.
origine della guerra d'indipendenza di quelli che sarebbero diventati gli Stati Uniti. No taxation without representation. Sì, se io pago le tasse allora ho il diritto di essere rappresentato, ho il diritto di contribuire a scegliere dove vanno i miei soldi. E invece loro non possono. Sono milioni, non è che siano così 3 o 4 persone che uno dice, beh, insomma, non sposta niente. No, sono milioni. E noi non abbiamo resistenza su questo, altro che non si riesce a spostare di 1 millimetro la lex sanguinis, la legge secondo la quale si diventa cittadini per sangue e non per suolo o per cultura, e poi ci siamo dentro, E ci siamo dentro in tutto questo. Ecco, però il disegno di allora era, tant'è vero, è che lo straniero era considerato così degno come il cittadino, che l'articolo 10 al 3° comma prevede che lo straniero che nel suo paese non può usufruire delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha il diritto di essere accolto. Poi il diritto non è una facoltà, il diritto di essere accolto. E se lui ha il diritto, noi abbiamo il dovere di accoglierlo. Anche qui, sì, la Costituzione va bene fino al 2° comma dell'articolo 10, poi il 3° comma no. Però se togliamo il 3° comma, cade tutto. Perché quell'affermazione iniziale, tutti quanti siamo degni come gli altri, non è più vera. Insomma, la coerenza è difficile, la coerenza con la Costituzione. In primo luogo bisogna conoscerla. E io mi chiedo perché la scuola in Italia non contribuisce a far conoscere la Costituzione. Salvo rare eccezioni, sì. No, ma non siamo rari. Non siete rare sì. Io di scuole ne ho viste, credo, più di 2000. E quando parlo con i ragazzi, ci sono delle volte, primi 12, principi fondamentali, tutto il resto. Ma poi la logica dei principi fondamentali, perché noi la Costituzione non possiamo guardarla come un elenco di articoli. La Costituzione è un sistema. E essendo un sistema, sposti una cosa qui e ha dei riflessi su tutto il resto. E allora bisogna vederla per quello che è un sistema. Le connessioni. E quanto avrebbe modificato se fosse passata la legge della nostra Costituzione? Ma non soltanto lì. Quanto modificherebbe il premierato? Quanto, in un modo insidioso, perché non è una riforma costituzionale, modifica la legge elettorale. Ecco, io lì, fossi nato prima, mi fosse capitato di partecipare all'Assemblea Costituente con l'esperienza di oggi, avrei suggerito di inserire nella Costituzione 2 cose. 1, cittadinanza, come si acquista la cittadinanza. 2, metodo elettorale. Perché secondo me ci sono tantissimi, anche persone con le quali condivido moltissimo, che pensano diversamente, ma secondo me la nostra Costituzione
richiede un sistema proporzionale. Perché se tutti sono degni come gli altri, insomma, è necessario che tutti siano rappresentati. Chi ha scritto, voi sapete quanti, prima dell'ultima riforma, quanti erano i deputati? Adesso sono 400, no? 630. Ma sapete perché erano 630? Lo sapete? Allora, che fossero 630 era stabilito dall'inizio, cioè la Costituzione, quando è stata scritta, prevedeva che i deputati fossero 630? No. Cosa prevedeva? Una certa percentuale degli abitanti. Prevedeva un rapporto, e cioè che i deputati fossero 1 per 80.000 persone. Perché? Per garantire una certa rappresentanza. A un certo punto, siccome la popolazione non cresceva, a un certo punto hanno detto, invece di stare qui tutte le elezioni a fare i calcoli, a vedere, aumentiamo, fissiamo 630 e 315. Ma il senso era quello: garantire una rappresentatività costante. Un deputato ogni 80.000. Era, credo, ogni 100.000, no, 150, non me lo ricordo, i senatori, devo ripassare. E noi cosa facciamo? Tutti contenti? Boom! Togliamo il 35% circa, attratti dal denaro. Sì, il denaro ci fa diminuire la nostra possibilità di essere rappresentati del 35%, abbondanti. Tutti felici di essere diventati meno potenti. Lei no, neanch'io. E infatti io avrei votato, se ci fosse stato il referendum, no? Perché è passato sopra i 2/3, se ci fosse stato il referendum avrei votato no. Noi 2 basta. Cioè, mi dia un 5. Sì. Mancanza di fiducia nelle istituzioni, dei deputati e senatori che hanno deciso. Sì, cioè tutti si sono accodati a un certo punto perché avevano paura di perdere. Sì, no, vabbè, però lì l'esca era risparmiamo 100 milioni. Non abbiamo risparmiato una lira? Sì. Sì, però invece di 400 rappresentanti alla Camera dei Deputati ce ne abbiamo, invece di 630 ce ne abbiamo 400. Capite quanto tutto è legato? Anche questi numeri, che sembrano dei numeri, vabbè, insomma, dai, non stiamo così a fossilizzarci su certe cose. Caspita. Il 35%, circa 39%, vuol dire che in qualche valle non c'è nessuno che rappresenta le persone che vivono lì. Voi sì. Sì, no, vabbè, ma io stavo pensando per esempio alla Val Camonica. Cioè, infatti. Andiamo avanti. Sì, la nostra Costituzione è un sistema, la scuola... Ma anche perché adesso, cioè, io sono... sì, è arrivata l'ora che dico delle cose spiacevoli, cioè particolarmente spiacevoli. No, non dirle. E perché poi la scuola, insomma, non è che anche lei sia proprio adeguata del tutto alla Costituzione. Insomma, un po' di gerarchia, di distribuzione discriminata dei diritti e dei doveri.
questa confusione, no? Tra il rapporto organizzativo, il rapporto tra la competenza e la possibilità, che si trasforma in un rapporto tra la posizione e il potere. E anche lì non sfuggiamo, non sfuggiamo. Anch'io, se insomma, penso di avere qualche cosa a livello di salute che la prima cosa che penso è: ma chi è che conosco di medici o no? Ma delle volte soltanto per farsi consigliare, ma delle volte magari per riuscire a scegliere. Scegliere il medico, dimmi qual è il più bravo, eccetera, no? D'altra parte è sempre un gatto che si morde la coda, perché se il Servizio Sanitario Nazionale funzionasse come dovrebbe funzionare secondo la Costituzione, sarebbe diverso. E d'altra parte il Servizio Sanitario Nazionale lo facciamo funzionare noi, non è che esista un Servizio Sanitario Nazionale senza le persone che ci sono dentro, così come non esiste una scuola senza le persone che ci sono dentro, così come esiste un'amministrazione della giustizia senza le persone che ci sono dentro. E allora la Costituzione, insomma, la lasciamo lì un pochino da parte, perché ci diventa troppo difficile, troppo pesante osservare questa regola secondo cui tutti quanti siamo degni come gli altri. Ecco perché andiamo a prenderli da piccoli, però di solito, cioè, non dico noi perché io ho risposto a alcune domande, ma tu sì, sei andato a prenderli da piccoli, però mica tutti. Non tutti. Io in una roba, non lo so, forse a te l'ho già detto, in un corso di aggiornamento professionale per insegnanti delle scuole, cioè per insegnanti delle scuole superiori, a un certo punto è salita sul palco una professoressa delle medie, la quale ha detto, molto sinceramente peraltro: io so che tutte le mattine, quando entro in classe, ho di fronte i miei nemici. Non te l'avevo detto, ma forse l'hai rimosso. Se questa è la premessa. Attenzione però, perché noi nelle cose dobbiamo andare dentro. E allora, è trattare da amico chi fa delle cose che lo danneggia e non segnalarglielo. Perché, per esempio, un'altra cosa, qui non siamo alle elementari, quindi tu puoi stare tranquilla. Certo, no, perché poi ci scatta, no? Ci scatta sì, no, tutti quanti noi, la nostra corporazione, possiamo parlarne male noi, no? Ma lo dico anche per me, sì, io posso parlare male della giustizia, però se qualcun altro ne parla male dei giudici, io mi irrigidisco subito e non c'è niente da fare. Cioè noi sappiamo per esempio che quasi ovunque i ragazzi scaricano da internet le versioni, adesso si evolvono e se le fanno fare le versioni dall'intelligenza artificiale e poi le presentano come se fosse roba loro. E io glielo chiedo, no? Perché parliamo di queste cose negli incontri, ma secondo voi i prof si accorgono? E loro dicono sì. E cosa dicono? E loro dicono niente.
E allora scopriamo che a imbrogliare ce lo insegna la scuola. Eh sì, perché scaricare le versioni da internet è un imbroglio. E far finta di non accorgersi è convalidare l'imbroglio. Vedete? Sì. Poi le cose macroscopiche, certo, ci scandalizziamo subito. Però, perché funzioni la Costituzione, dobbiamo stare attenti alle cose che sembrano niente. E questa cosa succede praticamente ovunque. Sono rarissimi i professori che assumono questa posizione faticosissima, perché è per quello che non si accorgono, no? Che consiste nel dire ragazzi non si fa. E magari non tutti arrivano a spiegarlo, perché non si fa. Come? I figli? Ma va, i genitori adesso picchiano i professori, dai. Cioè molto spesso succede che, ma come si è permesso? Cioè la scuola non è più quella dei miei tempi, e forse anche dei suoi, un pochino dopo. Sì, adesso i tempi sono diversi. Qua mi viene in mente Vico, però, dai, poveretti voi, non è che... No, a che ora pensate di finire? No, che così mi regolo, perché poi adesso c'è Licia che sta sentendo e dice basta. Possiamo andare avanti oltranza. Dai, vai avanti un pochino tu. Io devo andare avanti. No, perché sennò, scusa, sei lì Che non fai niente. povera, siamo in due, mica sono soltanto io qua. Certo, ma è anche l'assetto della scuola, no? Come accennava lui prima. La scuola è formata in senso verticale, quindi c'è una verticalità. Io sono l'insegnante, tu sei l'alunno e quindi io riverso quello che so su di te, punto, basta, chiuso. Poi sopra di me c'è la dirigente, sopra ancora c'è un sovrintendente, quindi abbiamo questa verticalità. Ci sono le figure più importanti e meno importanti. Se noi stiamo ben attenti a questo, ci rendiamo conto che il momento in cui noi entriamo in classe, ed è qui che dicevo prima, bisogna avere fiducia nei propri alunni, perché allora imposti sicuramente il tuo rapporto con loro a livello orizzontale, che non vuol dire delegare il tuo stare in classe come insegnante, il tuo dovere di insegnare nel vero senso della parola, ma hai un rapporto diverso, completamente diverso. C'è la pari dignità. Ne discutevamo, vi raccontavo di questa classe pazzesca di questa mia collega e siamo arrivati a parlare di punizioni proprio e ad un certo punto il bambino ha detto ma diamo delle note, possiamo dare delle note. Poi sono arrivati anche con quella frase meravigliosa, no? Perché non sappiamo il corsivo, quindi non lo possiamo dare. Però inizialmente un bambino ha detto sì, però se io firmo la nota, dopo va a casa e la leggono i genitori. E mia mamma ride a tonnellate se arriva una nota firmata da me, a tonnellate, sentite che meraviglia, perché non ha significato. E allora a quel punto mi sono presa la briga di dire, ma ascoltatemi bene, perché non ha significato la tua firma? Perché non è quella della maestra, vedete? Verticalità. Perché la maestra ha più importanza? Perché la firma della maestra, credo, sono lì apposta, perché la firma della maestra è più importante della tua firma? Vi rendete conto che abbiamo fatto l'articolo 3, la pari dignità in classe, in prima? E loro stessi hanno usato questa parola meravigliosa. Scusatemi, io sono esaltata da questa esperienza ultima, ancora. Hanno detto perché abbiamo pari valore, pari importanza. A tutti dobbiamo la stessa cura.
bambini di prima elementare. Allora, voi vi rendete conto se in prima elementare riesco ad ottenere dei pensieri, delle riflessioni di questo genere, immaginatevi in esponenziale. Arriviamo ad avere dei ragazzi che lo sono già in potenza fantastici. Tiriamo su delle generazioni meravigliose, ma dobbiamo avere la cura. Dobbiamo davvero avere la possibilità di entrare in una relazione di questo genere, di pari fiducia, di pari dignità. Però se io penso di avere davanti degli alunni a cui io riverso quello che so, e così stiamo facendo la scuola, lo fa in tante occasioni, non la nostra, perché la nostra è magnifica, però avete capito, cioè si va avanti e si protrae in questo modo un sistema che non funziona, che è un sistema verticale. Anche la scuola in questo modo dovrebbe cambiare, che è quello che dice lui, cioè praticamente se noi crediamo nella nostra Costituzione la dobbiamo andare ad applicare e dobbiamo applicarla subito, immediatamente, fin da piccoli. Cioè chi abbiamo davanti ha esperienza, ha un vissuto, arrivano a scuola che hanno già un bagaglio notevole. Noi pensiamo di azzerarli, noi sto parlando della categoria degli insegnanti in generale, no? Cioè quello che è il nostro fare, con tutta la più buona volontà del mondo. Però se noi davvero entriamo in una relazione diversa, di pari opportunità, di pari dignità, entriamo in una relazione che porta ad una conoscenza davvero di quelli che sono gli articoli della nostra Costituzione, perché li applichiamo. Ad esempio, fare la domanda in classe, vi piacciono le regole? Che è la domanda che fa sempre lui all'inizio. Lui chiede sempre, vi piacciono le regole quando vede i ragazzi? Sì. Quando dico regole, gioite, vi mettete a ballare, vi piace da morire? Come no? Qualsiasi età. Perché? Andiamo a vedere perché non piacciono le regole ai ragazzi. Per quale motivo? Iniziano tutte con non. All'interno ci sono parole di divieto o di obbligo. Provate ad immaginare, avete una carriera scolastica tutti, quindi ricordatevele. Non si corre, a livelli piccoli non si corre, si deve stare in silenzio, si deve stare in silenzio. Non si può. Parole di obbligo e di coercizione. A quel punto lì i ragazzi cominciano a capire, ma queste infatti non sono regole. Queste non sono regole, sono divieti. La regola è un'altra cosa. La regola è tutto ciò che ti serve, che ti è utile, che è indispensabile e necessario per vivere in una comunità. Allora le cose cambiano completamente. I bambini anche così piccoli lo capiscono e si riformulano le regole senza parole di obbligo. Sarebbe meglio, quando siamo in classe, stare zitti, perché se no non capiamo quello che dice la maestra. Capite? Non so se si possa fare veramente un parallelo, comunque la mia esperienza, io ho sempre insegnato in conservatorio, effettivamente è una scuola un po' diversa, comunque sempre insegnare è. Io ho sempre adottato un sistema che ha funzionato benissimo, io non ho mai dato un voto, ero obbligata a scriverli sui registri e li ho sempre fatti dare dagli studenti stesso. Li ho sempre fatti fare questa cosa. Devo dire che spesso erano più severi di me. Quel paio di studenti che hanno cercato di fare i furbi, il giorno dopo sono venuti, io gli scrivevo il voto che mi dicevano, non discutevo. Il giorno dopo sono venuti in ginocchio a chiedermi di cambiarglielo, che lo sapevano, che non se lo meritavano.
ad esempio. E riguardo a quello che lei dice, questa società del non fare, anche insegnando, noi siamo intrisi di questa cosa, è molto difficile uscirne, però io ci ho fatto tantissima attenzione, sempre spiegare cosa devi fare, no cosa non devi fare. In certi casi dipende, no, in certi casi proprio no, insomma, non è solo che sarebbe meglio, proprio, ecco. E funziona benissimo, solo che farlo capire alla stragrande maggioranza delle persone o degli insegnanti è molto difficile, perché siamo talmente intrisi il non e non il fai, che non so come si possa uscirne. Se ne esce così, li andiamo a prendere da piccoli e poi faranno delle leggi bellissime questi ragazzi, saranno splendide. No, è così, è vero, è verissimo. È difficilissimo uscire dalla logica, anche perché ci sono dei non che ti salvano la vita. Cioè, se vedo correre in cortile qualcuno che sta per andare a schiantarsi da qualche parte, è chiaro che non correre, insomma, cioè, o fermati. Esatto. È diverso, sì. È molto diverso, però non avviene. Sì, no, per questo, se posso intervenire Vai. No, perché mi ha fatto venire in mente. Io adesso mi chiamano soprattutto alle superiori e soprattutto alle superiori di secondo grado. C'è stato un periodo invece in cui elementari. C'erano queste maestre molto spesso che arrivavano, regole, tutte orgogliose. Venga a vedere cosa abbiamo fatto sulle regole con i nostri bambini. E mi facevano vedere questi cartelloni. Non correre, non parlare, tutte regole che cominciavano con il non. Insomma, sentirsi dire di no non è una cosa che aiuta, no? E poi il no non spiega mai. No. E non c'è mai un perché. Cioè devi obbedire alla regola, ma non hai un perché devi obbedire alla regola. Invece i ragazzi, noi andando in giro, ovviamente, facendo appunto questi interventi sulla cittadinanza consapevole, sulle regole, sicuramente sottolineiamo questo, perché è il perché della regola che ti fa capire il perché della regola. Perché devi seguirla? Ha un significato. Altrimenti è una obbedienza cieca, senza cioè non c'è costrutto. E i ragazzi tante volte quando chiediamo, ma voi sapete perché c'è questa regola a scuola? No. Più delle volte no, ma non lo sanno neanche i ragazzi delle superiori, cioè non solo ragazzi delle elementari che non lo sanno neanche da più alti, ad altre età. Per cui è proprio non c'è consapevolezza. Non è mai la regola a scuola o comunque da qualsiasi parte, ma anche tra gli adulti, ragazzi. Provate a pensare quante leggi che noi non conosciamo ci vengono imposte. Punto. Non ne conosciamo neanche il testo, non le andiamo neanche a leggere. Capiamo che forse non sono tanto giuste, però si va avanti così. Perché è sempre quello il principio. Io non partecipo. L'articolo 1 della nostra Costituzione, che parla di lavoro, ragazzi, in realtà quando io chiedo ai ragazzi, ma questo lavoro? Sì, perché tutti dobbiamo lavorare. Non è solo questo. I nostri padri costituenti, all'articolo 1, hanno scritto basata sul lavoro, ma è sul lavoro nostro, sull'impegno di tutti noi perché la Costituzione venga applicata. Perché stiamo ad osservare quello che accade. Non è proprio una richiesta. Calamandrei stesso diceva la Costituzione è una carta ai suoi alunni. È scritta, se la lascio cadere per terra,
sta lì. Non la facciamo andare avanti. Noi siamo la benzina. E quindi le nuove generazioni devono essere coscienti di questo, devono capirlo. Devono, sentite, sarebbe meglio che lo capissero. In relazione a questo discorso che stava facendo, io penso che comunque non dobbiamo aver paura delle parole, quindi anche del dovere o dell'obbligo o del no, perché anche questi concetti, se spiegati, naturalmente acquistano un valore diverso del no o del dovere, perché penso che altrimenti rischiamo, diciamo, appunto delle volte di, come dire, invece andare su una linea dritta, di andare di una diciamo, linea che fa curve e non essere, diciamo, diretti. Cioè un no spiegato, un dovere spiegato può avere il suo senso e raggiungere comunque lo scopo, altrimenti diventiamo una società del dovrei, forse, qui, là. Posso. Sì, ma non sono regole. Posso. Può essere una regola condivisa anche quella. Posso. Prego. Noi dobbiamo capire che i doveri sono uno strumento per raggiungere lo scopo. E lo scopo dei doveri nella nostra Costituzione consiste nella possibilità di avere diritti. Cioè la nostra Costituzione prevede doveri soltanto in modo funzionale all'esistenza dei diritti. Proviamo a vedere un pochino, perché se no saltiamo. Allora, in questo modo i doveri non diventano più doveri. I ragazzi si stupiscono e stanno zitti per un po'. Quando io chiedo loro, voi venite a scuola, avete il diritto di venire a scuola, ma fino a una certa età avete anche il dovere. Perché avete il dovere di venire a scuola? Cominciamo a ragionare e gli dico, partiamo un pochino da lontano. Sentite, a voi piace essere liberi? Sì, ci piace essere liberi. Mi dite in una parola in che cosa consiste la libertà? Cioè, che cosa può fare chi è libero che invece non può fare chi non è libero? Ne abbiamo già parlato, salta fuori a un certo punto. Chi è libero sceglie. Secondo voi si può scegliere senza sapere? E si conviene tutti dopo un po' che non si può scegliere senza sapere. Quante volte ciascuno di noi, perché nessuno è escluso secondo me, ha detto, parlando con se stesso, se lo sapevo non lo facevo. Che poi si direbbe se l'avessi saputo non avrei fatto così, però siamo molto in confidenza con noi e quindi insomma usiamo delle espressioni un pochino più sbrigative. Quindi niente, se non si sa non si è liberi perché non si può scegliere. A scuola cosa venite a fare? È per imparare. E il risultato dell'imparare cos'è? È sapere. E quindi se venite a scuola per imparare, per sapere e per essere liberi è necessario sapere, vuol dire che venite a scuola per essere liberi. E stanno zitti, ci pensano. Ma pensate al cambiamento di prospettiva, no? Perché venite a scuola? Vengo a scuola per imparare. Per imparare perché? Perché così poi posso andare a trovarmi un lavoro. E vi piace lavorare? La prospettiva si rovescia. E l'obbligo, perché poi c'è anche un altro passo, perché fino a 16 anni è obbligatorio, e arriviamo perché fino a 16 anni magari uno fa fatica, no?
a riuscire a capire che cosa gli serve. Ma così proprio la prospettiva si rovescia. Io a scuola non ci vado perché è un obbligo che non ha senso, o se un senso ce l'ha in relazione a qualche cosa che farò e che al momento non mi piace neanche come idea, no? Si rovescia. Non diventa più un dovere, diventa, quel che sto cercando di continuare a dire, uno strumento per raggiungere uno scopo. E allora vi racconto una storia. Io non credo che qui ci sia nessuno come questo signore di cui vi parlo, perché non siamo qui, siamo in un paesino. Siamo in un paesino, però la situazione è più o meno la stessa, ma è sera. Sono ormai, sì, le 10:30, 11 meno 20. Ci stiamo avviando un pochino verso la conclusione e a un certo punto io mi metto a parlare di un dovere. Sono pochi i doveri in Costituzione. Sono tanti i diritti, ma pochi i doveri. Mi metto a parlare di tasse. E comincio a parlare di tasse, ne parlo per un po'. Questo signore, lui non ha mai pagato le tasse. E a un certo punto si sente a disagio e dice: orca, questo diavolo di un Colombo mi sta mettendo in difficoltà con me stesso. Sì, bisogna che io faccia un patto con me. Da oggi non userò più niente che sia stato fatto grazie ai soldi pagati, ai soldi che arrivano dalle tasse pagate dagli altri. Alle 11 finiamo, esce e si benda. Perché si benda gli occhi in modo da non poter vedere? Com'è? Perché c'è la luce pubblica e i lampioni sono stati comperati, installati, grazie ai soldi delle tasse che hanno pagato gli altri. E il sindaco tutti i mesi paga la bolletta della luce, coi soldi delle tasse. Vabbè, dice, tanto guarda, sto qua vicino, cammino sul marciapiede, mi appoggio alle pareti, ci arrivo in un niente. Fa 2 passi, orca, non posso camminare sul marciapiede. Perché il marciapiede è stato fatto con i soldi delle tasse che arrivano dagli altri e non da me. Vabbè, vado a casa per i campi, tanto sì, sono in grado. E si mette a camminare per i campi, fa 20 metri, ne fa 30. E cosa succede? Che mette un piede, non ci vede, in un fosso, si storta la caviglia. Ma che male che mi fa questa caviglia! Che male! Adesso chiamo il pronto soccorso che mi mandi in un'ambulanza. Pronto soccorso, come faccio? No, perché l'ospedale esiste perché gli altri hanno pagato le tasse e non io. Sì, non posso. Sì, i soldi per costruire l'ospedale, per pagare i medici, gli infermieri, per comprare la macchina per fare le radiografie, eccetera. Tutti i soldi che arrivano dalle tasse. Vabbè. Ma che male mi fa, che fatica che faccio. Però ho fatto questa promessa a me stesso, l'ho fatta 2 ore fa, mica posso adesso violarla immediatamente. Sono stato io che mi sono dato la regola, no? E va, e ci mette una vita, arriva a casa, e ormai la benda se l'è tolta, trova la porta scardinata. Sono arrivati i ladri. Chiamo i carabinieri. No, non posso chiamare i carabinieri perché anche loro, è la divisa, le armi, la caserma, e lo stipendio, qua, là, su e giù, niente. Tutto arriva dalle tasse pagate dagli altri. Che stanchezza, ma che sete anche, entra in casa, apre il rubinetto, lo chiude subito, perché anche la rete idrica è arrivata per via dei soldi delle tasse pagate dagli altri. E a quel punto non si pone neanche più il problema, la pipì va a farla in giardino, perché anche la rete fognaria è arrivata a casa sua per via delle tasse che hanno pagato gli altri. Capite quanto
il dovere di pagare le tasse, è funzionale al diritto. Questo qua era un signore che non andava a scuola. I suoi diritti sono il diritto alla sicurezza, il diritto alla libera circolazione, il diritto alla salute. Senza le tasse non abbiamo diritti. Senza le tasse non abbiamo i diritti. E non è un caso che l'articolo 2 della Costituzione dica che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, eccetera, e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Perché i doveri sono funzionali ai diritti. Sostituiamo quel «e» con un «quindi». La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, quindi richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale. È così che si capisce la Costituzione, lavorandoci. Allora vede che i doveri alla fin fine spariscono come doveri, perché sono strumenti. Sono degli strumenti come la ricetta, io devo metterci le uova. Sì, devo. Devo non è un dovere morale. È necessario che ci metta. Noi, come dicevo prima, è una parola equivoca perché dice tante cose, no? Devo. Devo per fede. Devo per logica. Devo per morale. No, devo perché è uno strumento necessario per fare quella roba lì. E allora la prospettiva cambia. E io lo dico che per fortuna che si pagano le tasse, per fortuna che c'è, a lei non piace, però, sì. Ma io dico che bello, guardate, ci si può sbagliare, ci si può sbagliare. Io spero, se mi sbaglio quando faccio il 7,30, spero di sbagliarmi pagandone un pochino di più, piuttosto che un pochino di meno. Perché è lo strumento che serve a fare le risorse per poter avere i diritti. E che poi magari uno dice, sì, ma io sono talmente ricco che ma cosa mi importa? E però non si accorge che la salute degli altri poi influisce sulla salute sua. E influisce delle volte in modo drammatico. Ricordiamoci il Covid. Influisce in modo drammatico. Ma non soltanto per quello. Va bene. Non lo so, dirigi tu, dai. C'è qualcuno che no, ma magari hanno delle domande da fare, non possiamo. E poi io non lo so che ora loro, voi siete stufi, volete che andiamo a casa o cosa? Cioè voi a casa, io. Là in fondo, ecco. Buonasera, grazie. Buonasera. Io avrei un paio di riflessioni, spero di non rubare troppo tempo, e una domanda in forma di suggerimento. La prima riflessione è un po' su di me, sul mio vissuto. Io sono cresciuta negli anni 80-90. A proposito di scuola, io ho fatto le scuole al sud e ho imparato non tanto la Costituzione quanto la corruzione. E per me, in quel momento storico, il movimento che portò a Mani Pulite fu una luce di speranza. E mi resta ancora la speranza che la scuola possa davvero far osservare la Costituzione e far pensare i bambini. Parliamo di bambini. Io ho un figlio di 13 anni ora e lui mi racconta le regole non scritte di quando va al parco, di quando gioca con i suoi coetanei.
ci sono tante regole non scritte quando i bambini si incontrano. E io penso, questi bambini scriveranno poi delle regole. Me li immagino questi bambini quando, tra 10-20 anni, quando saranno alcuni classe dirigente e alcuni, ahimè, ancora non sono cittadini italiani, quindi chissà cosa saranno. Il suggerimento in forma di domanda. Se ho ben capito la trama di questo libro, ci sono stati dei bambini che hanno fatto a lei delle domande. Potrebbe provare a fare lei delle domande si immagini che io sia una bambina, o per fortuna abbiamo una bambina qui in platea, di fare lei qualche domanda a una bambina delle scuole elementari. Grazie. Sì, ma questa bambina non è, lei va ancora alle elementari? Allora, per esempio, no, la domanda che farei subito è, lei preferisce che ci diamo del lei o del tu? Mi presento Nora, è mia nipote, quella è mia figlia. Però io la tratto come se non fosse sua nipote. Perché se no cominciare. No, Nora, ha ragione sua nonna, giusto? Ha ragione a dire ti presento mia nipote, perché io non le ho chiesto il nome subito. Birichino. Senta Nora, lei preferisce che ci diamo del tu o del lei? Tu? Del tu. Allora, io ti do del tu e tu mi dai del tu, giusto? Ecco. Per esempio comincerei con questa domanda. Perché comincio con questa domanda? Perché all'elementare ci si dà del tu, no? Anche alla maestra si dà del tu, giusto? Ecco. Poi però arrivano le medie e la regola cambia. Lei in che classe è? In quarta. Ah no, del tu ci davamo. In quarta, quindi tra un anno e poco più vai alle medie. Alle medie, improvvisamente, la professoressa ti dà del tu. E tu devi darle del lei. Perché? Forse perché è una persona più importante di una maestra, è più di una maestra. Una persona più importante della maestra. Capite come siamo radicati proprio nella cultura della gerarchia? Nonna. La nonna non è una professoressa, quindi vabbè, insomma, sì. Ecco, sì, no, invece le maestre sono importanti come lei, come te, Nora. Loro hanno un compito diverso, che è il compito di insegnarti, ok? Però delle volte puoi insegnare anche tu a loro, succede che... Però tu hai 9 anni, 9 anni e la maestra quanti ce ne avrà più o meno? Non lo so sinceramente. Poi non si può dire perché metti che sbagli e che dici che ne ha 40 invece ne ha 30, mamma mia, che roba terribile. Ecco, vedi, la differenza che c'è tra te e la maestra è che la maestra ha vissuto la tua età e tu non hai vissuto la sua. Certo, un sacco di esperienza, dammi un 5. Guarda. Sai che in certi posti fanno anche così poi? Sì. Se vuoi facciamo anche così. No, basta così. Ecco. Sì, quindi a un certo punto, siccome tu devi dare del lei e lei invece ti dà del tu, si squilibra un po', no, il rapporto. Poi magari quando vai alle medie tu non dire niente perché se no magari diventi antipatica alla maestra e quindi o glielo dite tutti quanti insieme o se no è meglio di no. Ma senti un po', all'elementare questo non è un problema, quindi non parliamone. Ma tu a scuola ci vai come? In bicicletta? Di solito a piedi. Quindi quando si va a scuola a piedi non ci sono problemi di mezzi di trasporto. Però magari alle medie ci potrai andare in bicicletta. E secondo te è importante che se i professori alle medie mettono la loro bicicletta o addirittura la macchina nel cortile della scuola la puoi mettere anche tu o no?
lascia perdere, non rispondere, che poi ne ragioniamo dopo, magari con la nonna ne ragioni. Per anche queste cose qua, no? Cioè, noi non ci rendiamo conto, rifiutiamo l'idea che a scuola gli studenti lavorano tanto quanto lavorano i professori. È un lavoro diverso, però è un lavoro, il loro lavoro è quello lì. E allora perché i professori possono mettere la macchina e gli studenti? Però adesso faccio delle considerazioni e non delle domande. Questa storia, tu l'hai letto il libro della nonna? No, ecco. Allora la nonna sta giusto aspettando che tu lo legga, in modo che tu poi le dia anche il tuo parere, no? Le racconti, guarda, questa cosa mi piace, questa cosa... Che sono la prozia. Ah, la prozia. Mi ha detto che era la nonna. Ma sì, perché più o meno. È la nipote, il nonno è là, è mio fratello. Vedi, cioè, t'ho riempito Cioè, c'è qualcuno che non è parente di Licia? Perché se no, se siete tutti parenti di Licia, potevo parlare solo io, perché lei chissà quante volte lo sentite. Chiedo scusa, ci siamo... Ma sai perché mi hai detto che è tua nonna? Te lo dico io, perché io sono più grande di te. E io sono quello che parla lì. Allora tu hai pensato che questo qua è più importante di me, non posso deluderlo, giusto? Ecco, invece io non sono più importante di te, Orca. Ma pensa un po', no? Tu quanti anni hai? 9. Io ce ne ho quasi 80, mi manca un mese e pochi giorni. Prova a pensare, quanto tempo potrò vivere io? No, non dire troppo poco, tu di poco. Poco. No, dimmi, che mi interessa. Un po', dipende Se non vado sotto una macchina, per esempio. Sì. No, ma di vecchiaia, secondo te, quanti anni ho ancora? Tanti, dai. Sempre per la solita storia. Secondo me, cioè io alla tua età, e una persona di 80 anni avrei pensato, ma come mai non è ancora morto? Sì, perché così alla sua età pensavo così. Io sono nato nel 46, quando è nata la Repubblica. E quando avevo la tua età, ma anche più avanti, no, aspetto che... perché non è rispettoso nei confronti di se stessi andare avanti a parlare se poi qualcuno ti parla sopra. Quando avevo la tua età pensavo, ma chissà se io arrivo al 2000. E poi dicevo, ma sarò talmente vecchio che cosa mi importa di arrivare al 2000? Sì. Ecco, stavamo parlando dell'importanza. Io insomma ho si chiama speranza di vita, che è lunga così. Tu hai una speranza di vita che è lunga così. E quindi pensa che differenza, anche di importanza possiamo dire, no? Sotto quel profilo lì sei più importante tu di me. Sì, anche se a te non sembra. Magari è la prof che ti dà della... meglio evitare. Ecco, allora tu e io siamo importanti allo stesso modo. E quindi se io ti chiedo, è tua nonna, e tu mi dici, ma sei un po' rimbambito, chissà quante volte te l'avrà detto che non è mia nonna. Puoi dirlo. Rimbambito no, però... No, ma forse non ti ricordi che non è mia nonna, perché te l'avrà detto senz'altro. Vi conoscete da chissà quanti anni, che ci conosciamo da più di 10 anni. Pensa un po'. Non eri ancora nata che io conoscevo già la nonna. Capisci? La zia. No, adesso volevo sapere se eravate attenti. Vuole che le faccia qualche altra domanda o le basta? Va bene?
Ma perché io comincio, grazie tantissime, io comincio nei rapporti con i ragazzi, con delle domande. Molto spesso comincio facendo quella domanda che diceva Alicia prima, no? Se io dico regola, vi viene da esultare o vi cascano le braccia? E poi dico regola. Adesso ultimamente chiedo scusa, vabbè, ci scusiamo tutte e due. Adesso comincio molto spesso anche con i ragazzi chiedendo, non delle elementari perché mi chiamano poco, forse perché più è difficile. Perché le esauriamo noi. Chiedo, ma voi preferite essere sovrani o sudditi? E comincio di lì. Voi preferite essere sovrani o sudditi? Preferisci essere il re, il sovrano e il re, o un suddito, quello che obbedisce al sovrano? Forse più il re. Forse più il re, certo. E allora vi chiedo, ma essere sovrani, poi si devono fare delle cose o no? Sì. E se si fanno delle cose, poi si ha la responsabilità delle cose che si sono fatte. E il sovrano non può dire, se uno che gli chiede, ma perché hai fatto così? Non può dire, perché me l'ha detto la mamma, giusto? Che è molto comodo delle volte dire, perché me l'ha detto la mamma, giusto? Sì. E invece i sovrani hanno la responsabilità. Cioè devono rispondere di quello che hanno fatto. E poi andiamo avanti su questo. Ma io credo che sia assolutamente necessario parlare con i ragazzi usando un metodo dialogico. E si dialoga facendosi domande. Si dialoga non presentando certezze, quello che abbiamo fatto anche oggi, no? Qui. Ma le domande sono sempre dubbi, no? E quindi sollevando dei dubbi, perché è attraverso un percorso del genere che si è vivi. E le certezze si hanno da morto. Ci sono altre domande? Ci fermiamo qui allora? Vuoi aggiungere qualche cosa? Allora niente, grazie tante e buona serata a tutti. Ecco, io ringrazio. Se desiderate...